Letture per il venerdì santo dai quattro Vangeli di Matteo, Marc, Luca e Giovanni a cura del Circolo Filologico Milanese 1995. Leggiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 27, dal versetto 27 al versetto 44. Dal Vangelo de San Matteo. I soldati del governatore ammenà Gesù in del pretori e l'han circondà con tutta la coorte. L'han sbiutà, gammisa addosso un mantel scarlatto e intrecciata una corona di spine che l'han messa in cu, con una canna in la mandrissa. Poi che si ingenugiava in tenanza e il tuevano in giro. Te salutum, re di Giudea. Poi che spiavano addosso, gan tira via de man la canna e che la davano sul co. Dopo che l'han sbergnà in sci, gan tolte il mantel, gan mis su a moi so vestì e l'han mena via per crucifiggere. Intanto che andavano fuori, han incontrato un uomo de Cirene, chiamato Simon, e l'han costretto a portare la cruz. Arriva a un sito che l'era detto Golgota, che vuol dire sito del crani, gandà de bev del vin mescià con tel fel, ma lui, quando l'assaggià, la minga vor su bevel. Dopo d'aver crucifisso, si inspartì so vestì che han tirà a sorte, si insetà e che faceven la guardia. De sura del socù ammettù la motivazione scritta della sua condanna. Quest le Gesù è re di Giudea. Insieme a lui han crucifisso due ladroni, una alla drissa e una alla mansina di lui. E quei che passavano di lì li insultavano, scurlivano il cu e dicevano: ti che te distruggete il tempi e te fai su de nef in 3D, salve dunque, se tite sei il figlio di Dio, ven giù dalla croce. Anche il gran sacerdote con ti scriba e anzian e il tuo in giro. La salvai alter e le mingabunde salvas lui. Le re di Israele, che il vegna un po' giù a destra della cruz e che crederem. La credo in Dio, che Dio le libera adesso, se che ver ben. La dite fat sun figlio di Dio. Anche i ladroni crocefissi con lui, li insultavano in la stessa maniera.